Siamo qui nella location della Filanda con le nostre attrezzature e speriamo di riuscire a passare perché è tutto un rovo, è quasi mezzanotte e proviamo ad andare. Non siamo riusciti a penetrare dentro questa selva, purtroppo è fitta e piena di rovi. Proveremo a fare la sessione vicino al magazzino o stalla, quello che era, e vediamo un po' se riusciamo a registrare qualche presenza qui, anche perché siamo vicinissimi, saremo più o meno 5-6 metri dall'edificio. Per di più ci sono anche delle segnalazioni di pericolo crollo, per cui probabilmente hanno fatto crescere apposta la selva qua per evitare che la gente entrasse e si facesse male. Proviamo ad andare un attimino qualche passo più avanti. Riesci a tenermi anche questo? Lo punti verso di me o ogni tanto verso di là. Allora, c'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno mi potrebbe per cortesia toccare questo strumento con la lucetta verde che ho in mano? Vogliamo metterci in contatto con voi per sapere se siete ancora qui. Non vogliamo farvi del male. Fate accendere questo rivelatore di campi magnetici. Se lo toccate si accendono le lucette. Oppure dite qualcosa dentro i microfoni. Io mi chiamo Lina, voi come vi chiamate? Ditelo nei microfoni. Fate un rumore forte dentro lo stabile, così lo sentiamo qua. Qui ha lavorato tanta gente, tante donne. Potete raccontarci la vostra storia? Fate accendere questo agenti se volete tenerlo in mano, dall'altra parte ho in mano uno strumento che può registrare la vostra voce. Adesso accendiamo la Spirit Box. Eccoci qua. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? Potete rispondermi per favore? Lavoravate qui? C'è qualcuno che lavorava qui che può parlare con noi? Ci vorrete raccontare la storia di questo posto? Ci dite il vostro nome? Come vi chiami? Come vi chiamate? Io mi chiamo Lina, voi come vi chiamate? Avete piacere di parlare con noi?
Come si chiama? Mi dite come ci chiamiamo noi due? Giusto per sapere se ci siete. Come ci chiamiamo? Lavoravate qui? Eravate tutte donne? Potete venire fuori di lì a parlare con noi perché noi non possiamo entrare. Almeno fino qui del campo. Fate accendere la lucetta che ho in mano, per favore. Se vi avvicinate e toccate la lucetta, si accende. Arriva fino al rosso. Ce la fate? Dai, per favore. Volete che andiamo via? Cosa devo aspettare? Quindi si cambia frequenza? Proviamo a cambiare frequenza, vediamo un po', perché non ci vedo. Che inquietante. Chi è? C'è qualcuno? Chi rispondete? Per favore. Mi dite come vi chiamate? Una alla volta. Ti dice il suo nome? Ma c'è qualcuno qui con noi? Ci dite i nostri nomi? Come ci chiamiamo? Come vi chiamate? Io mi chiamo Lina e lei Noemi. Tu come ti chiami? Lavoravate qui? Eri tu che ti affacciavi dal balcone? Ti sei fatta vedere tu da loro quando sono passati l'altra volta, qualche anno fa?
Lavorate ancora qui? Che rumore strano che fa. Siete voi che fate fare rumore così strano a questo boss boss? Ci dite qualcosa, per favore? Qualcuno di voi ci può parlare? Vivete ancora? Signora, mi pare che vivete ancora qui? Ci potete raccontare un po' la vostra storia? Vi sfruttavano qui? Vi trattavano bene? Cantavate mentre lavoravate? Sento che cantano. Mi fate sentire una canzone. Cantate, per favore, cosa cantavate mentre si lavorava alla filanda? Cosa c'è? Ripeti? Andiamo un po' più avanti. Potete dire qualcosa? Papà, sta arrivando qualcuno. Ah, la macchina. Come ti chiami? Mi dici il tuo nome? Dimmelo. Mi dici sì, ma poi non me lo dici. Sei donna? Se sei donna, fai accendere questo arnese che hai in mano. Sì? Mi dici il nome tu che hai una voce così strana? Come ti chiami? Mi dici se vi trattavano bene qui nella Finlandia? Vi maltrattavano?
Volete che andiamo via? Non ci volete qua? Avete detto no? Volete che andiamo via? Per favore, noi non vogliamo farvi del male, vogliamo solo sapere come vivevate qui, come lavoravate qui. Avete lavorato tanto qui? Così andate meglio? Volete parlare con la Ghost Box? Parlate dentro i microfoni che amano Noemi. Prendete energia dalla luna. Oggi c'è una bella luna. Volete che entriamo dentro gli edifici? Toccate questo che è in mano, quello in alto. Sì, ma tocca, sì, e poi non tocchi. Vai a accendere la luce. Avete paura di parlare? Che ti dice il tuo istinto? Che mi sto sentendo male. Dai, diteci qualcosa, stiamo andando via, almeno prima di andare via, diteci qualcosa. Dai, salutiamoci, ciao. Ditemi ciao. Ah, io non ho sentito, me lo ripeti? Buonanotte. Buonanotte. Volete che vi lasciamo in pace? Restate qua, non ci seguite.
Non abbiamo avuto grandi riscontri, cioè secondo me nessuno, a meno che adesso vedremo a casa quando analizziamo tutto, ma il problema è che non abbiamo potuto entrare dentro perché purtroppo è impossibile. Quando sono venuta qui a fare la passeggiata non mi ero resa conto di quanto fitta fosse questa giungla, si può dire, perché veramente è un muro di spine. Non c'è neanche un piccolo passaggio. Ci sarebbe piaciuto entrare, dentro probabilmente avremmo avuto più riscontri. Adesso vediamo. Comunque il rivelatore di campi magnetici non si è acceso. Non abbiamo sentito nessun rumore particolare o voci. E nella spirit box ho sentito delle voci strane, ma anche brutte peraltro, però non ho capito, adesso vedrò, quando andiamo a casa vedrò cosa è stato registrato. Andiamo a casa.